insomma, per quello che vale, incrociamo le dita. Pronto? Buongiorno. Pronto? Mi senti pronto, mare? Ti sento entusiasmo. Sì, mare. Sono qui alla radio, però. Perché tutto su butello? Ma non Mare, è come siamo combinati? Sogno Jonathan, Jonathan, l'ho capito, però stavamo sentendo la canzone del Catania. Bella, mare. Dai, canta con noi! Catania è la squadra seria! Vai! Dai! Difensore senza avanti, sta lì pure da fuggia! Vai, vi Vai! Vai, che ci ho perso! Alla grande, speriamo bene. Buongiorno, Giorgio. La testa, Ruminica, mare, che si dilinda e ci spaccamo un cranio. Vabbè, dai, insomma, speriamo di sono niati, speriamo di giocare una bella partita. Ma se chi si fumano prima di ma non fumano, ma sono degli sportivi. Ma hai visto giocare, mare, quali sportivi? Ma sono consumati a stanno. Che cosa? Gli spacchiano l'anno scorso che vincendo tutto così, mare, stanno vince una coppa del nonno, mare, il campionato del condominio, mare, sono troppo ma no, è pur sempre una squadra, insomma. Oh, mare, ma durissimi, mare, che oggi è il mio compleanno. No, Jonathan. No, Jonathan. Oggi è il mio compleanno. No, Jonathan, non ci posso credere. Mi facesti gli auguri. Ma no, io mi accollo il compleanno di Elia, mi accollo il compleanno di Castiglia, ma è anche il tuo compleanno, non lo sapevo. Auguri. Auguri, Jonathan, auguri. A chi la festeggiamo, ma si festeggia dopo. Mezzanotte, mare, vinno tutti gli amici, vinno il Licamastice. Certo. Mare, vinni Rullo Magic. Quindi magari di non bruciatura. Gli amici d'infanzia, insomma, amici di sempre. No, sempre Luca Andrea Gemelli del Pino, Pippo Freccio di Ferro, lì. Bene. C'erano tutti vari, va. Bene. Ma bella festa, sai? Bene, avete stappato. Mare. Chi stappavo, mare, di non bruciatura, dissi un champagne porto io, mare, di non bruciatura, una bella bottiglia di champagne, almeno il giorno del tuo compleanno sarà stato onesto. Mare, ma con l'etichetta era originale, c'era scritto champagne, spuma di champagne. Raga, ce lo hanno lo detersivo e ci ambicano da bottiglia. È un po' indelicato, però. Il avuto completo, mare, non indelicato. Sapeva di cazzusa sbindata, mare. Ma no. Quando arrivavo per fare lo scruscio usavo l'iPod, c'aveva l'effetto speciale. Veramente. Con l'iPod fece lo scruscio, boom! Veramente un cafone. Veramente un cafone. Ma però la divitiamo, la lotta mare era a forma di testa di Bob Marley. La testa di Bob Marley fatta tutta a crema, mare. Pippo Freccio di Ferro cacciava a mano un mare, sai, multiaccessoriata. Sì, certo, perché e l'indice, mare, c'aveva una specie di seghetto alternativo. Davvero? Ma non so da chi io la dotta, tu immagini, vero, mare? Con due seghetto vuol dire la crema schicciavo, mamma mia. Poi mare, Rullo Magic mi dici bello regalo. Che ti ha regalato? Mi buttavo un gruppo musicale, mare. Bene, chi ha come portato? Mare che dopo Elia ci buttava su i Beans, sì. A me mi buttavano un gruppo musicale, si chiamano i New Rolley. Li conosci? New Rolley, mare. Che cosa? Mare, fanno musica troppo bella, mare, psicadelica, mare. Ma che psicadelica? Ne conosci, mare? Ma no. Mare, quella canzone famosa, mare, quella cannetta della sera, non la conosci? No, era quella Carezza, per favore. I New Rolley. Ma i New Rolley, quella cannetta della sera, mare, che tu poi picchi tu. Ma che cosa? Bello, bello Parigi, mare, no, tranquillo. Ma no. Comunque voglio ringraziare, mare, tutti gli amici per tutti i regali che mi hanno fatto, va bene? Bene. Mare, io feci la lista, mare, lista regalo, se ci vuoi andare anche tu. Ultimamente si usa questa cosa qui, hai fatto una lista, ma sai, quasi un pensierino, quasi, dove hai fatto questa lista? Mare, non da Pacchino da via Gabriele D'Annunzio, mare, ho fatto la lista Rizzla, mi raccomando, mare, vedi chi può fare, hai visto? C'è un'altra lista, mare, se vuoi. Sì, dove? La lista del tipo, mare. Lista del tipo? Praticamente è una piazzetta, tu ci vai, ti fai segnare, mare, ci lasci il tuo umile contributo. Ma che cosa? Tipo, mare. Mi rilasci una ricevuta, certo, mare, perché nunca poi chi lo sta zamba i soldi, mare. Perfetto. La farinare la ricevuta. Quindi io vedo, come faccio a riconoscere il tipo? Mare, sono riconosciuto, stai tranquillo. Come ti viene arrivare con la macchina, dici chi te fa più famosa, pare. Ti riconosci a copo. Se mi è permesso, preferisco il tabacchino del Viale Vittorio Veneto. Mare, ti ringrazio, fai quello che puoi, senti. Bene, quindi verso il mio contributo e loro ti pagheranno poi, abbiamo detto figurine, cartine, no? Mare, tu dici chi tu che vuoi, tanto fai finta che non capisci. Ma tanto sanno tutti che ti spacchi magari tu. Ma che cosa? Ma no! È scientificamente provato, non puoi essere così naturale.
male. Ma tu ti spacchi a testa, ma male. Jonathan, ma come ti permetti? Ma almeno il giorno del tuo compleanno. Tu ti dici a tutti, mare, che non mangi glutine, non mangio glutine, che non mangi grano, non mangio grano. Però i semini ti chiutti sani. Ma che cosa? Ma mai visto che ti fai i popcorn che semini? Ma mi ha visto il popcorn con i semini? Ma mai visto? Jonathan, ti prego. Li conosciamo tutti, mare, ma che ormai. cosa? Vai tutto chi tu simpatico, tutto appuntato. Sì, tutto, sei sergente maggiore, no? Appuntato. Tutto col maglioncino e la camicetta pulita. Sì, va bene. Sì, vieni che ti spacchio ci rivedo. Ma che cosa, Jonathan? Non puoi essere non male così, male. Non puoi essere. Io Noi ci spindiamo un sacchi soldi per diventare come te, male. Ma peggio per voi, io sono così default, quindi insomma. Oh, mare, ti stai salutando, poi ci vuoi mettere una canzone a mia, mare, che oggi è il mio compleanno. È il tuo compleanno, effettivamente, facciamo anche uno strappo alla regola eventualmente. Ciao Jonathan, grazie, ciao.